Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. La Sicilia chiede modifiche all'accordo Stato-Regione. Avviato il confronto fra il governo nazionale e la regione siciliana per rivedere l'accordo sul rientro del disavanzo regionale. Ieri a Roma il presidente Schifani, insieme all'assessore all'economia Marco Falcone, ha incontrato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per chiedere di attenuare alcuni vincoli posti da quell'accordo alla luce della mutata situazione economica. Vi sarebbe stata una disponibilità del ministro. 128 comuni al voto il 28 maggio, entro il 3 maggio le liste. Ieri l'assessore alle autonomie locali ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali in Sicilia. Il 28 e 29 maggio si vota in 128 comuni, 113 voteranno con il sistema maggioritario e 15, tra cui i comuni capoluogo di Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani, con il sistema proporzionale. Chiamati al voto 1.400.000 cittadini siciliani, liste e candidati a sindaco si presenteranno tra il 28 aprile e il 3 maggio. Nel centrodestra siciliano si prepara il tavolo di venerdì. Il centrodestra siciliano si prepara al tavolo di venerdì nel quale dovrebbero definirsi gli accordi per i candidati a sindaco nei 4 capoluoghi e nelle principali città siciliane. Il nodo principale rimane quello della città di Catania, sciolto il quale il resto dovrebbe essere definito con relativa facilità. Sembra ormai certo che la candidatura catanese debba toccare a Fratelli d'Italia e si aspetta tra oggi e domani la scelta di Giorgia Meloni. Resta da vedere come reagiranno la Lega e il vicepresidente della regione Luca Sammartino. Operazione antidroga a Ballarò, emergenza crack. È scattata ieri una vasta operazione delle forze dell'ordine contro i clan mafiosi dello spaccio nella piazza di Ballarò a Palermo. 9 persone arrestate, di cui 4 in carcere e 5 domiciliari, 9 obblighi di dimora e 5 di firma. L'accusa è ovviamente di spaccio di sostanze stupefacenti. Da tempo si aspettavano provvedimenti dell'autorità giudiziaria contro lo spaccio nel quartiere, che ha raggiunto ormai livelli drammatici, soprattutto per quanto riguarda la diffusione del crack, che recentemente ha provocato altre morti di giovani. La Regione finanzia 60 borse di dottorato in 5 università. 60 borse di dottorato di ricerca per i giovani laureati siciliani nelle università dell'isola. Le ha finanziate la Regione con 3.800.000 euro. Le borse relative all'anno accademico 2022-2023 avranno una durata triennale e saranno destinate agli under 35. 22 saranno i beneficiari nell'Ateneo di Palermo e altrettanti in quello di Catania, 12 a Messina, 3 alla Core di Enna e 1 alla LUMSA di Palermo. 36 deputati su 70 si sono sottoposti al test antidroga. Nel corso della giornata di ieri 36 deputati regionali su 70 si sono sottoposti all'Assemblea regionale ai test antidroga, consentendo al taglio di una sciocca di capelli che verrà poi analizzata. Probabilmente altri si renderanno disponibili ai test nei prossimi giorni. Non riusciamo però bene a comprendere a cosa serve questo test, anche in relazione al fatto che i risultati per motivi di privacy non potranno essere divulgati. Comprendiamo però i deputati che vi si sono sottoposti per evitare di essere additati come reprobi. L'iniziativa appare demagogica e assolutamente non utile. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Per approfondire le notizie andate sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.